Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di essere qui con noi e anche alla nostra ospite di averci raggiunto, Silvia Dell'Uomo, vicepresidente dell'Ascom Padova, però presidente di FIMA, ovvero agenti immobiliari. E allora con lei parleremo da un lato delle iniziative e del ruolo che con il tempo l'Ascom Confcommercio per la categoria, quindi stiamo parlando di commercio, servizi, turismo, ha assunto sempre più, quindi un ruolo molto importante con diverse iniziative che esulano anche dal senso stretto della competenza. Dall'altro, dobbiamo parlare per il periodo di immobili di locazione in modo particolare, facendo un po' il punto sulla situazione dello stato degli immobili e come sta andando il mercato, e poi ponendo l'accento su queste benedette locazioni, sugli affitti, insomma è un tema caldo sia per lavoratori che anche per studenti, quindi entrambi, e le famiglie soprattutto, perché poi molti prima dell'estate non hanno avuto dei rinnovi dei contratti di locazione. Allora, l'Ascom fa tante iniziative, noi come giornalisti lo vediamo, insomma, arrivano in redazione tante notizie. Perché? Allora, grazie dell'invito innanzitutto, e ti confermo che sì, la Confcommercio Ascom di Padova già da alcuni anni ha deciso di uscire un po' da quello che è il suo recinto, chiamiamolo, no? E quindi non si occupa più solamente di quella che è la sua mission primaria, che resta naturalmente, quindi come giustamente citato adesso, turismo, servizi e commercio, ma abbiamo deciso di essere presenti nei vari ambiti della società per contribuire, per portare anche noi il nostro piccolo apporto, che però se lo facciamo tutti chiaramente le cose migliorano. Cioè in che termini? In che termini? Per esempio, e come vi esprimete? Ci esprimiamo, per esempio, naturalmente parlo con orgoglio delle cose che facciamo e quindi sono di parte, però per esempio promuoviamo l'amore per la cultura letteraria attraverso un premio di letteratura sportiva, Memo Geremia, che ormai è giunto proprio quest'anno alla 10ª edizione, che ci dà tante soddisfazioni perché poi è un argomento trasversale che attira persone di tutte le età e quindi riusciamo ad andare anche a toccare i giovani con questa manifestazione che è diventato un impegno irrinunciabile per tutta la città di Padova. Oppure sosteniamo la ricerca. Noi da anni adottiamo un ricercatore del VIM, per esempio negli ultimi anni è stata la dottoressa Monica Montopoli, e adottiamo quindi un anno di studi del ricercatore. La ricerca riguarda tutti. Che vuol dire finanziare? Che vuol dire finanziare l'anno di studi del ricercatore. Poi il VIM sta facendo ricerche importantissime. Certo, il VIM fa ricerche importantissime. Oppure anche stiamo a sostegno di altre iniziative. Per esempio domani al Dipartimento di Scienza del Farmaco c'è un convegno molto molto interessante che si occupa dell'efficacia, della sicurezza dei composti fitoterapici e nutraceutici. Non mi addentro perché naturalmente non è la mia materia, però è chiaramente un approccio naturale alla medicina. Allora non la faccio entrare, esatto, leggo però due cose perché è interessante veramente. Moltissimo. È un congresso network per cui diventa anche una cosa anche abbastanza interattiva. Come utilizzare in maniera corretta e scientifica le piante medicinali e come svolgere un'attività di ricerca che risponda alle esigenze delle aziende del settore. Sono questi i temi dell'incontro Piante e Salute, tra evidenze e criticità, incontro tra ricerca e aziende, 20 settembre dalle 9 alle 18, Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Padova. Ed è rivolto agli studenti e laureandi, dottorandi, ricercatori, assegnisti e anche aziende. Quindi affronta i temi della sicurezza, dei benefici, dei pro e i contro, ed è un tema molto interessante, sarebbe anche per i cittadini consumatori. Molto attuale. Perché tanti dicono, io stessa a volte sbaglio, non è un farmaco, è qualcosa di naturale. Attenzione, interagisce con il farmaco, anche i prodotti fitoterapeutici. Anche i prodotti naturali. Sono molta attenzione, non basta la parola naturale per essere in un ambito di sicurezza. Infatti questo convegno mette in luce proprio questa cosa, cioè la reale efficacia quando c'è, ma anche la sicurezza, perché non bisogna cadere nel tranello che naturale voglia dire sicuro, assolutamente. Infatti. E quindi vedere il confronto tra la scienza, come si va cosa se ne va a parare. Ma chi ci ascolta dice perché questo? Perché vi siete interessati a questo? Perché noi siamo, per quello che ho detto prima, noi non vogliamo rimanere reclusi e relegati in un ambito solamente economico, anche perché ormai
Cioè tutti i settori sono collegati, una società sta bene se sta bene economicamente, se sta bene dal punto di vista sanitario. Adesso abbiamo anche in collaborazione con l'OIC un altro progetto bellissimo, Una mano all'anziano, in cui appunto abbiamo fatto, peraltro c'entra anche l'università, perché in collaborazione con anche l'università faremo che in tutti i punti vendita, nostri soci, uffici, negozi eccetera, che si sono resi disponibili, ad un determinato giorno, ad un determinato orario ci sarà uno studente che aiuterà l'anziano di turno che va lì perché non riesce a prenotare una visita, adesso è tutto attraverso appunto il web, è digitalizzato, e quindi molti hanno problemi. Se non hai il nipote, il figlio, qualcuno che ti può stare dietro, sai che vai lì e trovi un aiuto. Quindi queste iniziative che non hanno sicuramente un ritorno economico, anzi molte volte siamo noi che mettiamo tempo, lavoro e qualche iniziativa anche la sosteniamo, la sponsorizziamo, lo facciamo proprio per dire che la Confcommercio Ascon di Padova vuole essere incidenti in tutti gli ambiti della società, cercare di migliorare. Tutti ce ne lamentiamo, sì, però facciamo anche concretamente qualcosa. Assolutamente, è molto importante questo aspetto. Sì, anche perché voi siete parte della società sì, e continuiamo a dire, se ci sono i negozi, ci sono i commercianti, ci sono i servizi, se si muove anche il turismo, dopo parliamo anche di overtourism di cui certe realtà soffrono un pochettino, certo. È importante perché vuol dire che è un contesto sociale articolato, urbano anche, sano, viceversa sì, potrebbe essere pericoloso. Esatto, pensiamo anche che appunto dove c'è una vetrina chiusa arriva il degrado, cioè per quello dicevo è tutto collegato, non puoi vedere un solo aspetto, lo devi vedere a 360 gradi e quindi, ma anche riguardo le case, diciamo gli studenti che magari molte volte ci si lamenta, fanno rumore, fanno questo, fanno quello, però l'anno in cui l'università era chiusa, il famigerato 2020 che è arrivato il Covid, dopo un po' molte persone ci chiedevano ma quando è che ritorneranno in presenza, perché mancano anche appunto gli studenti dal punto di vista economico ma anche della sicurezza, perché sono i flussi che cambiano i luoghi. Infatti, questo sì. E i flussi invece turistici che vi riguardano come categoria, come sono andati? I flussi turistici vanno benissimo, si parla di overtourism e quindi... Ma anche Padova è coinvolta? Anche Padova è una città d'arte, adesso abbiamo aumentato, siamo patrimonio UNESCO, insomma già da qualche anno abbiamo fatto un buon gioco. Sì, abbiamo raddoppiato le presenze turistiche in città, sì, a parte che Padova vale. Noi padovani lo sappiamo e finalmente forse siamo anche riusciti a farlo capire e appresso a noi c'è Abano, cioè noi siamo il centro di un territorio che offre 1000 possibilità, dal mare alla montagna alle terme. Quindi si è sbloccata una situazione che anni fa era un po' in stallo. Sì, si è sbloccata, c'è un aumento di turismo a livello globale, mondiale, questo lo abbiamo visto. C'è un cambio del turismo che non fanno più un mese di vacanza al mare, un mese di vacanza al mare, ma si fanno le persone, noi tutti, si fanno tanti weekend. Allora qui le città d'arte hanno preso veramente una via di grandi presenze. Con il turismo. Con il pro e il contro, esatto. Economicamente è pro, esatto. Questo è sicuro, c'è qualche contro. Infatti, e qui ci allacciamo al tema che la riguarda molto da vicino come Presidente della FIMA, ovvero le locazioni. Da un lato l'esigenza da parte di molti turisti di avere a disposizione una formula diversa di alloggio, quindi queste locazioni brevi sono molto apprezzate peraltro, perché sono cambiate le esigenze. Non è una questione, una volta si parlava di prezzi, in realtà non è una questione di prezzo, è proprio una questione di tipologia di alloggio che è più gradita rispetto ad altre. Però gli appartamenti dati in locazioni brevi, se soddisfano un certo tipo di domanda, quelli sono le case, non soddisfano un'altra domanda. Allora qual è la situazione da questo punto di vista? Sì, è la famosa coperta, no? Che è grande e uguale, quindi o ti copri i piedi o ti copri la testa. Quindi il problema del turismo, intanto devo dire che il Covid ha dato un grande input a questo, perché molte persone che volevano comunque viaggiare, quando è stato possibile farlo, non volevano andare in strutture dove ci fosse molta gente per un discorso di sicurezza sanitaria. Tant'è vero che anche il mercato delle seconde case, che era
languiva da anni. Noi avevamo richieste di proprietari disperati: signora mi venda la casa ad Asiago, signora mi venda la casa a Jesolo. Ha ripreso a una vivacità enorme, con anche aumento dei prezzi, proprio perché molta gente dice: io voglio andare in sicurezza in un luogo dove vado solo io e la mia famiglia. E questo chi ha potuto ha comprato, chi non ha potuto ha cercato in affitto, e quindi questo ha dato un grande input. Di pari passo con l'aumento del numero di turisti c'è stata anche questa esigenza. Però, come si diceva adesso, il numero di appartamenti è quello, vabbè, qualcuno nuovo ci potrà essere, però è quello più o meno. E quindi cosa si è venuto a creare? Che tutti gli appartamenti che sono stati portati via dal mercato residenziale normale o studentesco sono finiti in percorsi turistici. Il percorso turistico ha due elementi che lo rende così attrattivo per i proprietari. Il primo è che si può guadagnare molto di più, è chiaro, rispetto dipende poi dalle zone, però insomma. Sì, però comunque a parità di zona il percorso residenziale normale e quello turistico non c'è competizione. E il secondo motivo, che per molti è ancora più importante, è il fatto che hai sempre la proprietà del tuo immobile, perché purtroppo sappiamo che qualora ci fosse un inciampo nell'affitto con l'inquilino, non era l'inquilino giusto, mandarlo via significa qualche anno e migliaia di euro di avvocati e di procedura di iter. Quindi c'è un nodo della giustizia da sciogliere per quello che riguarda la proprietà privata degli immobili, molto importante, perché alcuni clienti addirittura scelgono il turistico in primis per questo motivo, e poi anche perché una resa maggiore, si guadagna di più. Allora, dal punto di vista vostro, di agenzie immobiliari, quindi mediatori, come sta andando la cosa alla luce proprio di questo cambiamento in atto? Perché il vostro vantaggio è avere anche tanti immobili che possono essere locati o venduti, o anche c'è possibilità nel gestire queste locazioni turistiche, allora, e quindi lo stato di salute del settore. Il tema turistico sicuramente dà lavoro a molti miei colleghi, e dico molti e non me, perché per esempio io come agenzia non me ne occupo, però non è tanto il guadagno. L'agenzia immobiliare sistema gli immobili, che tu lo voglia comprare, lo voglia affittare, te lo affitto turistico, alla fine non c'è che una grande differenza. C'è molto più lavoro a gestire un turistico, perché chiaramente c'è un turnover molto alto. Ricordiamo però che molti proprietari che magari sono in pensione, non hanno, oppure comunque problemi di orario, di lavoro eccetera, se lo gestiscono da soli, perché cosa succede? Che è vero che puoi chiedere dei canoni alti, però se poi devi tener conto che va pulito, va sistemato ogni volta che va via un turista, e se lo dai poi anche in mano a un'azienda, che lo fanno in tanti, di appunto cercare i turisti, poi accompagnarli, fare tutto quello che è il servizio dell'appartamento turistico, ti resta ben poi ci sono le tasse naturalmente, quindi non è che ci fai grandi guadagni. Quindi molte agenzie vengono coinvolte, ma altrettanti appartamenti vengono affittati direttamente dal proprietario, che adesso con internet si riesce un attimo, metti un annuncio, anzi lancio proprio qua, visto che c'è la possibilità che siamo in TV, di stare attenti comunque alle truffe, perché quando manca un qualcosa si apre naturalmente l'abisso dei truffatori, perché la gente è disperata, non trova appartamenti, e quelli che cercano residenziale normale, i turisti vedono un annuncio, ah bello questo, poi mandano già una caparra e quell'appartamento non esiste, chissà dove sono state prese le foto per fare l'annuncio. Quindi in momenti anche di criticità come offerta di mercato, stare molto attenti, perché c'è gente che ci ha perso migliaia di euro. Mamma mia. Allora torniamo a parlare anche di questo, se voi volete approfittarne interloquite scrivendoci dei messaggi, dei WhatsApp, tra poco.